Presidente Ruzza, la presentazione di questo 20° torneo da Loris, ormai i numeri ci sono, abbiamo sentito parecchi dati, ma ci preme anche parlare con te di questa situazione. Avete convocato le società di promozione e di eccellenza per parlare di questa riforma dello sport. Più che della riforma parleremo con le società sabato dell'obbligo o meno dell'impiego dei giovani. Tornando al torneo, più che maggiorenne, forse quest'anno riuscirò a vedere la finale perché anticipiamo il torneo Nicola. Di solito erano sempre in contemporanea. Qui da Loris bisogna solo dire grazie a Loris, grazie alle società, grazie agli sponsor. Loris ha fatto un discorso che io condivido al 100% quando ha detto e ha ricordato il connubio, l'abbinamento tra sport e turismo, trasport e valore anche economico. Quindi io lo condivido questo perché non lo dobbiamo dimenticare, nessuno lo deve dimenticare. La riforma dello sport ci stiamo impegnando, come ho detto un attimo fa, anche con la politica, perché sono loro che l'hanno fatta, sono loro che devono intervenire. Noi possiamo funzionare da pungolo, da motivare il perché noi vogliamo cambiare questa riforma e perché le società la vogliono cambiare. Sabato avremo un incontro sui giovani, oggi si è parlato molto giustamente dei giovani perché lo sport deve partire dai giovani, lo sport senza, l'ho sempre detto, il settore giovanile è una casa senza fondamenta, è uno che cammina senza scarpe, cammina un po' ma poi si deve fermare. Quindi i giovani ci devono essere, i giovani in una società hanno anche un affetto di calmiere, nel senso per i costi, e quindi vediamo sabato le società. Per il momento abbiamo fatto un sondaggio, le abbiamo incontrate online ed è il 50-50 e ti posso assicurare che è un po' difficoltoso anche per noi decidere, però speriamo insomma di decidere assieme a loro.